Ve l'avevamo promesso che saremmo arrivati a bordo campo per le finali della Topolino Cup edizione 2023 e partiamo dalla finalina che metterà di fronte Dribbling Marsala e Costa Cajadelcam. Vediamo Dribbling Marsala che ha perso proprio pochi minuti fa la sua semifinale contro la Fortitudo Bagheria, mentre Costa Cajadelcam ha perso la prima semifinale contro il Team Calcio, quindi due trapanesi a contendersi il terzo posto, due della provincia di Palermo a contendersi il titolo. Comincia la prima semifinale, la finalina, terzo quarto posto, la prima delle due finali. Trasmetteremo una via l'altra, ovviamente a seguire anche quella per il titolo di questa Topolino Cup. Ricordo ancora una volta, categoria esordienti 2011. Qui ospitata quasi interamente presso il centro sportivo Santo Canale di Palermo. E con l'ausilio anche del centro sportivo Le Siepi, dove si è disputato uno dei tre gironi. Intanto subito il Davide rimani calcio d'angolo va bene così per il Costa Cajadelcam. Secondo palo Giorgio, vai ora. Abbiamo in sottofondo le indicazioni del tecnico dei rosa. Fabio! Pallone allontanato, poi pallone che rimbalza La prendiamo, al limite. iniziamo. Torna a gestire la prendi Giorgio, dai, la squadra alcamese, che ricordo ecco, in virtù senza paura, forza. in virtù dell'accordo ovviamente sancito anche in questa stagione con il Palermo Football Club, fa parte di quella che potremmo definire Scuola Calcio Palermo, team affiliato con il club del presidente Dario Mirri e della Galassia City Football Group, una delle scuole calcio fuori dall'Interland palermitano a far parte di questo gruppo di affiliate. Dai Peppe, dai che presa Davide, giocala, bravi, largo Peppe, sì, Non è recuperato per un attimo dalla squadra in maglia grigia, che ha un pro e un contro nell'aver finito di giocare pochi minuti fa. Da una parte il fatto di essere già calda in un certo senso e di non aver spezzato il ritmo, dall'altro ovviamente il fatto di essere magari un po' stanca e di poter pagare nei secondi 20 minuti questa eventuale fatica. Ricordo e approfitto per ricordare ancora una volta 2 frazioni da 20 minuti ciascuna e tiri di rigore in caso di parità. Bravo Peppe, va bene, dai Peppe, bravo, punta. Tanto occhio a questo tentativo sopra la traversa. Ci sta provando con maggiore intensità in questi primi 3 minuti Non avere paura, il Costa Caia. non avere paura, va bene. Dai, Gabri, un po' più attivo. Esci tu. Genna Dai, per Gabri, tu, Davide. dribbling, palla recuperata. Sì, Costa gioca sta Caia che palla, attacca. giro. Bravi, punta Altra per. apertura buona, questa uscita palla al piede. Prova. Poi altro Va bene, tiro la forza, bloccato. La forza. Va bene. E dunque sarà altra ripartenza, almeno tentativo di ripartenza da parte di una Dribbling Marsala che non sta riuscendo a proporre gioco, anche perché è iniziato forte il Costa Cajadelcam. La battuta in avanti a cercare le punte, ma chiude bene la difesa rosa. Ora c'è il centrale. E ancora uscita palla al piede da parte del Costa Caia, che cerca ma non trova rifornimenti in attacco, però il possesso palla rimane almeno per un attimo ai rosa.
C'è una rimessa per la squadra in maglia grigia che cerca di attaccare con questo tiro bloccato. Sarobini al portiere, ricordo ancora una volta, come ha fatto durante le semifinali, edizione 2023 della Topolino Cup organizzata dalla Fotosportiva, anche quest'anno con grande interesse. C'erano 12 formazioni in campo, 11 società, perché proprio il Dribbling Marsala, una delle due finaliste perdenti di questa edizione, ha presentato 2 formazioni impegnate in 2 gironi diversi. Bravi. Peppe, infilati. Ah, dai, Gabri. Va bene. E questo sicuramente ha dato anche maggiore respiro a questa competizione riservata agli esordienti nati nel 2011, che di fatto rappresentano l'anticamera del passaggio al cosiddetto campo grande, no? Il campo di dimensioni regolamentari si gioca, come vedete, sulla mezza distanza. Ma ragazzi che saranno pronti a fare il salto il prossimo anno, tra l'altro anno importante, il 2023, per il passaggio alla categoria elite, Al limite, Davide, sia per giovanissimi che per allievi, con le squadre che si vanno qualificando settimana dopo settimana. Qui intanto punizione che si perde fuori, 6 minuti Davide, giocati. Perché con l'esterno, Davide? Perché con l'esterno? Girati. Oh, accorciamo un po'. Giorgio, sul 17. La battuta lunga di una Dribbling Marsala che ancora non ha costruito grosse occasioni. Qui ci prova, riesce ad allontanare la difesa del la Cam. palla. Bravo Peppe. Ancora una buona chiusura. Ma perché Giada stiamo buttando sta torna palla? buona ancora per Giada! con una rimessa per la Dribbling Marsala. Che rimane in attacco, quindi diciamo che questo in un certo senso è il primo tema offensivo della squadra in maglia grigia, che batte questo fallo laterale. C'è spazio per tentare un cross o anche un tiro. Conclusione verso la porta, fuori, non di molto, con la palla che non è girata a sufficienza. E dunque prima vera palla gol di una certa pericolosità per la squadra di Marsala, mentre intanto continuano a muoversi, non si fermano i giocatori della Fortitudo Pagari. Alle mie spalle il drappo in sintetico messo a punto al centro sportivo Santo Canale, in attesa che vengano completati i lavori per l'allestimento di un nuovo terreno di gioco adiacente a quello da cui vi stiamo trasmettendo questa Topolino Cup. Bravo! Rientra Drappo Peppe! in erba sintetica che consente più che altro ai ragazzi di effettuare il riscaldamento pre-partita, mentre qui c'è un'opportunità non sfruttata Peppe! Non andare sempre verso le dalla del Cam. Dicevo, la possibilità ovviamente di riscaldarsi, Vabbè. specialmente quando Davide, Gabri, meglio c'è una concatenazione di gare. Spesso accade qui sul terreno di gioco di Tommaso Natale, più convinto. feudo Sì. delle formazioni giovanili del Palermo Football Club, a differenza della Juniors, che per esempio invece gioca le sue partite del campionato Gioca primavera facile. al Aiutala Giada, inizia. terreno di gioco di Carini, Peppe, sempre al Pasqualino guardala, Stadium. a chi la dai? Peppe, guarda a chi la dai la palla. Bravo. Dai Giorgio, giochiamo dietro. E giochiamo dietro.
E giochiamo dietro, Giorgio. E fallo giochiamo laterale dietro. per la dribbling Marsa. La partita che si è equilibrata, si è andata Giada, non va a bene portare così. su un piano di equilibrio dopo l'inizio abbastanza importante da parte dell'Adelcam. Ora siamo praticamente a metà della prima frazione con il portiere, Dai. la formazione alcamese che controlla non senza qualche piccolo patema d'animo. Giocala vicino, dai. Giocala vicino. Ragazzi. Recupera la dribbling, qui ricomincia le retrovie, pallone lanciato avanti, se la sponda, poi altro servizio in profondità un po' frettoloso, infatti la palla si perde fuori. Gestisce palla per le orizzontali per aprire l'azione l'Adelcam. Poi c'è il lancio e dribbling che recupera la palla solo per un attimo, però qui a vuoto. Va a fare l'attaccante, Gabriele, gioca esterno, veloce. E palla in fallo laterale per l'Adelcam, che adesso prova a tornare a spingere. Questo fallo laterale direttamente verso gli ultimi metri di campo della dribbling. Bravo. 1-2. Altro giro palla presente al limite dell'area, il tiro col sinistro e la respinta. Poi pallone che rimane lì ancora, Adelcam che attacca col tiro ribattuto, palla che esce. Va bene. E quindi calcio d'angolo. Bravo Peppe, bravo. Va bene. Rimani. Se l'ha battuta dall'angolo, alla tesa e mezzo, ce l'ha girata, bravo, Davide. Deviata in calcio d'angolo ancora. Palla, Fabio. Rapida, può andare. A centrocampo, già da. La battuta ancora in mezzo, questa volta un po' più alta, il tiro, il miracolo del portiere che non basta, perché passa in vantaggio Costa Gaia del Cam. 1-0, gol cercato e voluto a tutti i costi dalla squadra rosanero, che dunque allo scadere del 12° va sull'1-0. Prendila. Tanto qui bravo il portiere a salvare, poteva essere calcio d'angolo. Attacca ancora l'Adelcam, non sazio del gol appena trovato, chiude però bene la difesa della dribbling con Gen. La battuta verso l'area, chiude però la difesa in maglia grigia, allora si riparte dal fondo. Girati, Davide, girati. Esci tu, Davide, tu. Vabbè. Sul centrale, Peppe, non te lo voglio dire più, però, Bravo, uscire in falleggio. Non te lo voglio dire più sul centrale. Peppe, la formazione in tenuta grigia, che adesso batte un fallo laterale. Sbucano ragazzi da tutte le parti, questo è anche il bello di commentare le partite praticamente a pelo d'erba. Qui intanto doppio miracolo dove la marchi, Davide? del portiere dell'Adelcam, che concede calcio d'angolo subito. Allora tentativo di reazione, Lo marchi dalle ci si lascia l'interno. tentativo per il calcio d'angolo, tentativo di reazione immediata da parte della formazione marsalese, che qui lotta ma non riesce a tenere palla. Allora c'è spazio addirittura per la ripartenza. È un 3 contro 2 per l'Adelcam, con la palla messa in mezzo, crossata male, però questa era una ghiotta occasione per la squadra rosanero, non sfruttata al massimo. Gioca. Va bene, bravo Davide. Dai che è nostra, dai. Tieni, Fabio.
Ricordiamo che poi ci sarà anche la seconda Bravo, finale, Davide, quella che vale il bravo, titolo, bravo, quella che Davide. mette di fronte Bravo, Fortitudo, Daviduccio, Bagheria bravo. e Team Calcio. Levati di là, Davide, levati. Intanto c'è un calcio d'angolo per l'Adelcam, con la palla Bella, messa ancora a spiovere sul primo Sì, palo, Peppe, fila e lontana la Gioca, difesa gioca. della dribbling, Bravo. ma ancora Mettila bene. Rosanero che attaccano con Va questo bene, tiro va bene, cross Va bene, sopra va la bene, traversa. Fabio, ci può stare, va bene, dai. Quarto Ci d'ora può di stare, gioco che Fabio, va scade, bene, ultimi dai. 5 minuti in Buono. arrivo, almeno per quanto riguarda il primo tempo di forte marca. Ah, va bene. Rosanero, Mezza esterna, vantaggio, non punti interni. oserei dire meritato, Scaliamo, anche per quelle che sono state le palle gol bravo. dall'una e Esci dall'altra da parte. Gabriele. Dai che l'ha presa, va bene. Bravo Peppe, va bene. Già da. Mettila a terra, fermala e giochiamola. Non la buttare sempre. Riparte dal fondo ancora una volta la Certo, dribbling bello. Marsala, squadra che ha provato Bello, a cercare, a bello. trovare delle contromisure, ha trovato un'occasione ben sventata dal portiere e qui adesso ci riprova con un altro tiro, questa volta in due tempi, blocca l'estremo difensore della compagine alcamese che adesso prova a ripartire, chiusura però. Sì, accompagna. Lasciala che no. Dai che no. Rimessa. Dai. Allungati Peppe, allungati. Per formazione che in vantaggio di 1-0 come vedete anche Peppe sulle non ti farà pressioni. anticipare però. Metti a terra e gioca. Sì, giro largo. La palla Bravo Davide, affonda. con la fuga Mettila sulla bene. sinistra, la Bravissimo, palla messa Davide. bene in mezzo, rimane in area di rigore per il tap-in Bravo. vincente e il gol del 2-0. Che bellissima la giocata sulla sinistra e poi il Davide. cross dosato alla perfezione, ha mosso bene la difesa avversaria. Qui Costa Cagliadelcam che a 3 minuti circa dalla fine del primo tempo raddoppia il suo vantaggio, Bravo Gabri. più o meno quello che è successo però a parti invertite nella semifinale contro il Team Calcio, con un gol trovato nella prima parte del primo tempo e poi il raddoppio. Brava Giada, brava. Altre cose in quella circostanza, altre cose anche con un gran gol. Il Team Calcio trovò anche la terza rete. Intanto qui c'è un calcio di punizione per la dribbling Marsala, poco meno di 3. Andiamo incontro al portiere. Giorgio, sul tiro andiamo incontro al portiere. C'è il fischio e la battuta verso l'area di rigore. Tapin che non arriva per un soffio. E potenziale occasione dell'1-2 che se ne va. Attaccati dietro Giorgio. Bravi, sola. Gioca Dribbling a che, senza come è bolle. successo dopo l'1-0, anche dopo il 2-0 va vicino al gol, però manca forse quella continuità. Probabilmente stanno avvertendo Peppe. la fatica Bravi. della partita precedente in cui comunque fino alla fine Peppe, bravo. hanno creato i presupposti addirittura per ribaltarla, per pareggiarla e per andare ai tiri di rigore. Buona. Mentre qui intanto c'è il tentativo Bravi. ben sventato dal portiere. Bravo Peppe ad andare tu, va bene. Tanto Centrali. notiamo con grande piacere che Usciamola di là. le tempistiche sono tornate quelle previste, Largo Davide, nonostante largo tra Davide, l'altro anche un Tassoverri, piccolo problema occorso durante la prima semifinale, Giocatela con col addirittura centrale. Col la centrale. necessità di intervento dell'ambulanza per un Inizia, infortunio al polso inizia. Oh! il ragazzo rosa, Bravi. che ha bloccato il gioco per 10 minuti. Giorgio in aiuto. No. Intanto attenzione al recupero palla da parte della dribbling, tiro però C'è Giorgio vicino. debole, parato senza grossi problemi dal portiere, mentre stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco per quanto riguarda il primo tempo. Finali che si stanno giocando con il doppio arbitro. Oh, stiamo dormendo. Bravo. Qui recupera bene la palla l'Adelcam, giocata ancora per vie centrali con il tentativo a tu per tu con il portiere. 3-0
per l'Adelcam che arrotonda ulteriormente il risultato e si ripete quello che è successo a partita invertita in semifinale contro il Team Calcio, con il terzo gol arrivato a ridosso della fine del primo tempo. Mancano una ventina di secondi al duplice fischio. Prova a chiudere in attacco la dribbling, sicuramente colta di sorpresa da un inizio folgorante degli avversari che poi non hanno lasciato neanche le briciole. Qui c'è la conclusione che scende, blocca in due tempi il portiere, scadono i 20 e infatti finisce il primo tempo 3-0 per la Costa Gaia del Cam sul dribbling Marsala. Primo tempo a senso unico, forse è risultato un po' troppo pesante, ma che rimarca i meriti della squadra alcamese che si avvicina al podio, al terzo posto. Non so se sei proprio come arbitro o come giocatore. Penso come... Ragazzi, Gabriele sta bene, ho giocato tranquillo, sta benissimo. Ragazzi, giochiamo, dai. In attacco parte qui. Noi. Gabri, venite qua voi. Davide, vieni che dovete rientrare adesso. Secondo tempo pronto per cominciare con il punteggio che vedete in sovraimpressione. Costa Gaia in vantaggio per 3-0 e ripresa che parte in questo istante. Ultima chance per i grigi di Marsala di tornare in partita. Torna Karin. Giochiamo. Bravo, allargati di nuovo. E ricordo poi che si gioca la finale per circa mezz'ora, è tempo di veder finire questa seconda semifinale e Team Calcio e Fortitudo Bagheria sono pronte a darsi battaglia. Intanto vediamo come parte questa ripresa, questi ultimi 20 minuti di gioco, comunque vada, per Costa Gaia del Cam e dribbling Marsala, due delle 11 società chiamate a partecipare a questa Topolino Cup 2023. Qui intanto la conclusione, respinta dal portiere, con l'Adelcam che va addirittura vicino al quarto gol. Sarebbe forse un risultato troppo pesante, ma intanto calcio di punizione per una... No, Peppe, dai. Nicolo, vai, davvero. Costa Gaia del Cam che manda a calciare il portiere questa punizione. Da, non troppo lontano, perché sennò... E dunque vediamo questo tentativo di trasformazione della punizione direttamente dall'estremo difensore. No, non può parare.
portiere è sempre lui. No, non può parare. C'è il fischio. Va subito in porta, Nico. La battuta scodellata che però viene Vai in respinta porta, dal lì, veloce. dirimpettaio del tiratore. Dribbling che prima. si salva ancora una volta, Bravi. rischia e perde palla. Pallone che passa ai due centrali. Largo, Spazio largo. per tentare la conclusione Meglio, che arriva, viene Giorgio, ribattuta, poi bello. altro tiro che colpisce la traversa. Fino al quarto Meglio, gol Giorgio, tirare sta palla. Meglio. da questa cagliata del Cam che sta legittimando questo terzo posto. Dai. Dov'è Gabriele? In questo appuntamento che in chiave Bravo, pre-pasquale giocala, sicuramente Karim. fa divertire i ragazzi Giocala, che hanno Karim. finito la loro stagione, Ma perché quattro non sanno tocchi, stare Karim? senza calcio, Perché? allora Girati, appuntamento ben organizzato come sempre dalla fotosportiva. Peppe è stretto, stai, Peppe. Guarda che si è saltato. Già Vedi che ha si è dato saltato. vita, come abbiamo avuto modo di Bravo, vedere brava, e brava. dimostrare Brava. alla fine del 2022 Non lo di mollare. organizzare dei begli eventi come ad esempio la prima edizione del Memorial Carmelo Bravo. Bongiorno disputato Puntalo. su 3 campi, il Santo Canale, il Favazza di Terrasini e il Giovanni Aloisio di Misilmeri. Eccola lì. Rinizia. La- Anche sul portiere. Lo svolgimento di questo Larga, torneo, larga, Giada. adesso la Topolino Cup che di Eccola, fatto non Giada, fa che aprire Giada, rapida. la serie Largo, Pe. di Vieni qua, appuntamenti di Ce l'hai. quella che gli americani chiamano la post season, quindi appuntamenti dopo la fine della stagione dei campionati provinciali e regionali, mentre qui intanto c'è un tentativo che finisce fuori. Non ti girare. 3 minuti, 3-0. Tanto attenzione alla dribbling che recupera una palla. L'arbitro fischia calcio di rigore in favore proprio della dribbling Marsala. Intervento falloso, impressione, tra l'altro dopo una palla recuperata dalla compagine in maglia grigia. E vediamo adesso, dopo aver tentato di calciare la punizione, il portiere della Costa Cagliata del Cam dovrà fare il suo mestiere per evitare il gol che potrebbe riaprire la partita. C'è il fischio e la battuta vincente. 3-1, riaprono i giochi i ragazzi in maglia grigia. 3-1 dopo 4 minuti. Intanto la palla giocata ancora dalla Costa Caia che vuole risvegliarsi un po' dopo aver concesso in maniera abbastanza ingenua un calcio di rigore. Intanto guadagna un calcio di Torniamo punizione. dietro, dai Giorgio! Ma chi guardate? Qui recupera un buon pallone per un attimo là del Cam, ma ancora dribbling Marsala, che è un po' come è successo nella semifinale persa contro Fortitudo Bagheria, quando sembra quasi con l'acqua alla gola. Ecco che si ridesta, si risveglia e inizia a macinare il gioco, come in questo caso, con questo giropalla che però viene intercettato. Peppe, ma non scappare sempre, Peppe, scappi Altra palla sempre, Peppe. recuperata, Scappi poi sempre, bloccata vieni incontro, poi vai. dall'estremo difensore maglia grigia. Il Cam che prova la ripartenza. Questa palla però interrotto. La Tucci deve andare, Pe. La Tucci deve andare per l'1-2. Tanto Guarda, tanta presenza a bordo campo. attacca lo spazio. Pallone messo Ma nel perché sta mucchio palla così forte, dai. e poi non riesce a gestirla. Ma perché sta palla così Costa Cagliata del forte Cam in se non hai fase avversari offensiva. che ti pressano? Peppe stringi verso il campo. Fabio.
Ora secondo palo, secondo palo. Ancora pallone recuperato dall'Adelcam in fase offensiva, guadagna calcio d'angolo. La formazione rosanero. No. Battuta nel mucchio, smanacciata in qualche modo al portiere, però ancora rimane lì Dietro. per la conclusione. Ancora respinge l'estremo difensore della dribbling, ma nuovamente del cammino attacco con la palla che però viene respinta e tentativo di ripartenza Fabio, della formazione marsalese, che però la perde. Ottimo recupero qui e percussione sulla sinistra con il tentativo di cross messo in angolo. Sette minuti nel corso della ripresa. E angolo che spiove sul primo palo, allontanato per un attimo di testa. Poi ancora il tentativo con la deviazione. Vai a battere, Fabio. E ancora con un calcio d'angolo. Palla messa in mezzo, colpo di testa ad allontanare, poi ancora dribbling Marsala che prova l'uscita, palla al piede, un lancio che viene intercettato, ma nuovamente Grigi in possesso, anche se pressa bene la formazione rosanero, Gioca la sta palla. che non ha per nulla avvertito il contraccolpo del rigore, che ha in un certo senso riaperto i giochi. Va bene, Giada, va bene. Palla messa in fallo laterale. Davide, vieni. Peppe, va a centrocampo, Peppe, veloce. Veloce, vieni, dai. Poi ancora la chiusura. Rimessa dribbling. Palla scodellata in avanti, portiere che rischia di farsi scavalcare. Il balzo controllato in qualche modo. Giorgio, prenditi palla. Occhio a questo contrasto. Giorgio, prenditi palla là, allargati, dai. Oh, bravo, gira il mezzo. Recupera ancora la del campo, che cerca di girarla ma perde una brutta palla. Allora attenzione al tentativo di ripartenza, chiude però la difesa è maglia rosa. Karim esterno va a giocare. Gabriele esterno va a giocare. Karim in attacco, vai veloce. Karim veloce. Rimessa dribbling. Con la palla messa in gioco, spazzata via dai difensori in maglia rosa, poi controllo non perfetto, sfera che esce, rimessa del Cam. Quando siamo praticamente a metà del secondo tempo, ultimi 10 minuti in arrivo. Poi il tentativo che colpisce il palo e finisce in rete, gol del 4-1. Adelcam che torna ai suoi 3 gol di vantaggio. Quindi, come detto prima, non ha minimamente subito il contraccolpo del calcio di rigore. Con la dribbling che perde di nuovo palla. Superata la metà del secondo tempo. Bravo. C'era di prima. Con ancora Brava già. Vicino. la Costa Gaia del Campo che muove palla, sta legittimando Eccolo che buona la vittoria Peppe, e il prima. terzo posto. Bravo Gabri. Peppe vieni. Manda Gabriele qua. Esterno. Peppe vieni. Gabriele, gioca a destra. Tutto lungo intanto, colpo di testa. Vieni Peppe. Davide, preparati che vieni. Sì. Non buttarla già. Non buttarla. Qui Adelcam che prova
ad attaccare e recupera un'altra palla. Occhio a questo nuovo tema offensivo dei rosanero con la conclusione bloccata. Va bene, problemi dal più portiere. coordinato, Peppe, va bene. Stretto Gabri, stretto. Troppo spazio e ci fa centrocampo. Bravo Davide, giocala. Bravo Davide, bravo. Vicino Davide, vicino. Guarda per Giorgio. Ok, larghi. Di prima. Brava Giada. Puntalo. Ancora attacco Sì, per la squadra buona, alcamese, va chiude bene la difesa. Puntalo tu Gabriele, puntalo tu. Nuovamente però Ce l'hai. 1-2. possesso palla dell'ala del Cam che guadagna punizione. Dai Fabio. L'altra gamba le prendi. Vieni là. Forza di Peppe. Si gioca la palla in meglio, portare palla, come nel primo tempo, vedi? Si giochi la palla in meglio, è distante. Questo calcio di punizione, vediamo se riusciamo a inquadrare il punto di battuta. Peppe secondo. Piazzato per la del Cam col fischio dell'arbitro, con la battuta direttamente verso la porta. Non inquadra lo specchio. 13 minuti giocati, 7 da giocare, 7 minuti che dividono la Costa Gaia del Cam dal terzo posto in questa Topolino Cup. Ricordo evento riservato ai esordienti classe 2011. Peppe vieni Peppe. Dai, ogni 5 minuti facciamo cambio, così faccio ogni 2 minuti. Rinizia di prima. Buona Gabriele, non ti Dribbling Marsala che Eccola prova a lì, riconquistare, Gabriele, prova a eccola ripartire lì. con questa giocata sulla Brava sinistra, Giada, l'intervento ancora. Brava Giada. 3 minuti mancano. Quanto? Una rimessa adesso per la Costa Gaia del Cam con la battuta in avanti. Bravissimo Canino. C'è la sponda che però non giunge a Non ti preoccupare, destinazione. Palla lunga. Bravo Fabio. Colpo di testa. Di nuovo. Ancora si lotta su ogni pallone. Bravo, vai te. Bravo. Ora l'avanzata Mettila sulla bene ora, sinistra con il bravissimo, cross buona. deviato. Davide, bravo. Vai. Buona. Giorgio, vieni. Dai, 2 minuti fuori facciamo a rotazione, dai. Dribbling che attacca ancora a sinistra. Bravo Gabri. La giocata poi la conclusione bloccata Larghi, molto Giada, bene larga, Giada. dal Giada. portiere. Largo Gabri, largo. 5 minuti alla fine. I centrocampisti. Sull'esterno la palla. Qui la giocata recuperata la palla dall'A del Cam solo per un attimo. Non buttarla, guarda. Forse una spinta l'arbitro giudica regolare. Te lo potevi portare, Davide. Triangolazione che non si chiude, allora attenzione. recupera. L'avanzata della Dribbling Marsala con questo servizio in mezzo e l'intervento in scivolata con la palla che si perde fuori. Ci ha provato. Ancora la formazione in maglia grigia. Vai con Giada. Va bene. Che adesso prova a recuperare. Non riesce però. Non buttare La riconquista. sta palla, Samuele. Del Campo che prova la costruzione dal basso. Sì. Anche per Guarda far il centrale. muovere il pallone, far muovere gli prima. avversari, anche per passare un po' di tempo, visto che manca sempre meno alla fine. Grande Giada. Di palla spazzata via. Centrale. E poi diventa radiocronaca con la palla che credo sia stata conquistata Vai tu dalla Davide, vai tu. Bravo, prova da. Pallone messo in mezzo Buona, con la Davide! respinta del portiere, allontanato Grande Davide, bravo. dai difensori in maglia grigia. Bravo, Ancora questa bravo. Gaia del Cam in controllo Sì, del pallone e di della prima. partita. Ah, Recupera però per un attimo adesso la difesa presa. marsalese. Attacca sta palla. Metti a terra. Oh, così. Tranquilli. Non di no così.
Prova. Tentativo Buona, dalla distanza, va bene. bloccato in Va due bene, tempi va bene. dal portiere. Quasi 3. Dribbling Marsala che prova ad uscire, palla al piede, ma sbaglia, altro disimpegno errato. Poi non riesce, in questo caso la giocata. E allora Grigi che riconquistano. Rimessa e ancora palla persa, non si riesce a trovare un padrone della palla. Rimessa per la Delcam che si butta ancora in area di rigore, chiude la difesa della Dribbling, prova ad uscire, non ci riesce, la palla messa in fallo laterale. La devi fermare, Giada, va bene, dai Giada, metti a posto, dai. Mettiti a posto, già. Dai Gabri che è tua. Dai Giada, batti. Azione marsalese. Ci avviciniamo alla fine, poco meno di 2 minuti. Facciamoci vedere. Avanza la Dribbling con questa riconquista, pallone in avanti, esce il portiere Gioca senza vicino. problemi. Fatti vedere. Samuele, fatti vedere. Guarda quello. Gira palla, Bravo, Nico. la Delcam ormai pressoché certa del terzo posto, mancano poco meno di 2 minuti. Eccolo. Il conteggio vede 3 gol di margine tra 6 avversari, qui c'è l'uscita. Bravo Davide, va bene, Davide, va bene. Zaccarini. Spazza via la difesa della Dribbling sui piedi, però degli avversari che provano a imbastire una nuova manovra senza forzare. Poi il tentativo dalla distanza, È che si Roberto Carlo. parata al portiere. Centrocampo ti. Qui ancora palla recuperata dai Rosa che cercano di attaccare, di chiudere in bellezza questa finale terzo quarto posto. Con il recupero palla soltanto per un attimo. Sì, dai. Ovviamente la Dribbling adesso cerca di gestirla da capo, ma c'è il recupero Dai Davide, al tuo posto. e il fallo laterale per la squadra marsalese. Ormai ultimi istanti di gara. Occhio. Metti a terra già, occhio. Ce l'hai. Buona. Riprendilo. Contrasto ancora vinto Riprendilo. dal numero Bravo, 10 Samu. della Sì che ne Dribbling, pensa. palla che Bravo, rimane in Gabri, campo. Bravo, Gabri. Bravo Cari. Colpo di testa, poi ancora Brava. la giocata Buona, della va Delcam bene, con il Davide, tiro va bene, Davide, bloccato va bene. dal Va portiere. bene, Iniziano a guardare il Davide. cronometro i due arbitri Salutate. e basta così per questa finale terzo e quarto posto vinta dalla Costa Gaia Delcam 4-1 contro la Dribbling Marsale, dunque quarto posto per la squadra marsalese, terzo per i alcamesi. Adesso la finalissima tra il Team Calcio e la Fortitudo Bagheria.
la coppa e vi liberiamo così. Intanto grazie a tutti i genitori che sono qui, fatevi un applauso perché è una giornata un po' che sa di primavera inoltrata più da mare, e vi ringraziamo per essere stati qui ieri, oggi, ieri, comunque sono stati 2 bei giorni. Tony, intanto grazie alla Fotosportiva che come sempre siamo 5 tornei ormai annualmente che facciamo, ti lascio giusto la parola per 2 battute. Ringrazio tutti voi, sono stati 2 giorni bellissimi, mi è dispiaciuto tanto l'episodio di Scaraghino, dico bene, speriamo bene che si riprenda il più presto possibile, facciamo un applauso al ragazzino. Lo rivedremo sicuramente in campo, speriamo il più presto, non soltanto nei nostri tornei. Tony, partiamo dal quarto posto. Quarto posto, chiamo Gaetano per premiare. Un grandissimo applauso alla Polisportiva Dribbling. Questi sono i ragazzi? Sì. Capitano. Iniziamola. Di qua la fotografia. Tutti qua, tutti davanti. Facciamo la foto. Vieni Gaetano, facciamo la foto, vieni Gaetano. Tutti qua davanti. Va bene, va bene. Tony, facciamoli mettere di fronte al tavolo. Di fronte al tavolo, Tony. Spostatevi un pelino. Un po' più avanti. Non sorridete troppo. Dai, ormai siamo di Il mio zio? Sì. Vabbè, ma abbiamo creato un po' di casino. Così inizia. Stai riprendendo. Alzate la coppa. Bravi ragazzi! Bravi! Perfetto, ragazzi, Aspetta, scusate. Aspetta raga, mettete a posto. Aspetta, mister, Dai, aspetta. Vai. Andrea. Un altro applauso ancora per È iniziata la finalissima della Topolino Cup di fronte Team Calcio e Fortitudo Bagheria, Team Calcio maglia gialla con inserti blu sulla maglia, pantaloncini e calzettoni blu, pantaloncini e calzettoni blu anche per la Fortitudo Bagheria che risponde con le sue proverbiali maglie rosse. Abbiamo visto la premiazione o parte della premiazione per le squadre arrivate terza e quarta, ovvero sia Costa Gaia del Cambo terza e
La polisportiva dribbling Marsala arrivata al quarto posto. Si sta completando la premiazione alle nostre spalle. Potrete vedere ovviamente le immagini, anche le foto sulla pagina Facebook della Fotosportiva, società organizzatrice di questa bellissima edizione 2023 della Topolino Cup, di cui noi sportivi siamo media partner ufficiale. Rimessa per la Fortitudo Bagheria, anzi rimessa per il team calcio che attacca da destra a sinistra. Rimessa per il punizione per il team calcio che ha iniziato all'attacco. Tanta attenzione alla palla che è buona e c'è il gol del vantaggio del team calcio dopo pochi minuti. La rete dell'1-0 per la squadra in maglia gialla. Le proteste dei ragazzi della Fortitudo per una presunta posizione, credo, di fuorigioco. È stata un po' di confusione, ma così è deciso. 1-0. Intanto l'avanzata del team calcio prova ad uscire, palla al piede, la Fortitudo, palla finisce in fallo laterale. Intanto insiste la Fortitudo Bagheria che cerca di reagire al gol. Attacca la Fortitudo con questa avanzata sulla destra. Può partire il cross che in effetti parte, blocca il portiere del team calcio. Portiere, tra altre cose, si è anche esibito nella semifinale contro la Costa Gaia del Campo in diverse delle parate. C'è la pressione da parte dei giocatori della Fortitudo che guadagnano un fallo laterale. La giocata in avanti, esce palla al piede adesso per il team calcio che prova la ripartenza, si lotta per tenere il pallone. Poi la buona giocata con la Suola, servizio in avanti che però non trova rifornimenti. Sarà rinvio dal fondo, anzi no, sarà calcio d'angolo assegnato dall'arbitro che era più vicino all'azione.
battuta dell'angolo direttamente fuori. Intanto il colpo di testa, poi tiro dalla distanza, respinto male dal portiere, poi il salvataggio, la conclusione fuori, vicino al raddoppio il team calcio che sta dimostrando di poter creare presupposti per segnare ancora, ma la partita è ancora molto aperta. Altra conclusione ribattuta, Fortitudo che prova a ripartenza ma non ci riesce, altro tiro, palla fuori dal fondo. Anzi no, calcio d'angolo. Palla scaricata indietro, messo fuori ancora, il calcio che però insiste, tiro, ancora una deviazione, portiere che riesce ad evitare il calcio d'angolo. Vediamo se riparte la Fortitudo. Ha vinto un rimpallo, non il secondo, altra palla lanciata in avanti, si proiettano in avanti i rossoblù con la palla messa fuori, ma c'è stato un fallo. Punizione Fortitudo con gli ultimi metri di campo che si vanno a riempire alla ricerca del tocco giusto. La battuta però è verso la porta, scavalca la traversa e si perde fuori. Mattia, ascolta me, stai là, non tuo papà, me, stai là. Riparte il team calcio. Giocata che poi viene intercettata solo per un attimo, allora giallo-blu che ripartono, c'è un fischio, c'è il fallo in favore della Fortitudo. La battuta che sorvola la traversa. Altra battuta, poi corre il team calcio sull'out di sinistra, ottima chiusura qui con uno scontro, poi subentra ancora l'azione un difensore bagherese, palla poi messa fuori, calcio di punizione per la Fortitudo. Gioca la Fortitudo. E poi c'è un fallo. Conseguente calcio di punizione per il team calcio. Qui palla recuperata dal team calcio che però non riesce a innescare i suoi attaccanti, ma c'è un'altra occasione con la palla recuperata in posizione regolare, il tentativo in spaccata, la parata del portiere lamentava un tocco da parte di un difensore avversario.
Tocco che però non c'è stato a giudizio della coppia arbitrale. Battute in avanti con il controllo ancora di un calcio che un ottimo recupero. Fallo laterale per la Fortitudo. Il cross, poi ancora un calcio che prova ad intervenire, rimessa per il team calcio che torna a salire. Gli scambi, poi stoppa tutto la difesa in maglia rossa che poi però spazza via. E ancora lo scontro, il calcio di punizione. Calma, Salvo, fai battere Mattia, vai a saltare, Mattia! Punizione, una posizione favorevole per il team calcio. Mattia, sali! Sali, Ricky! C'è la battuta della punizione sul secondo palo. Non interviene nessuno, allora palla fuori. Dai, Riccardo! Attenzione a quella palla ancora recuperata dal team calcio, chiede un fallo senza ottenerlo la Fortitudo. Pallone nel mucchio non controllato e poi si perde fuori. Rimessa già battuta alla Fortitudo che prova a rilanciare in avanti però senza la necessaria convinzione. Ancora le finte e Fortitudo che prova a ripartire. C'è forse un fallo? Sì. Pallone dentro, poi altro tentativo sopra la traversa. Pallone poi gestito in avanti in qualche modo dalla Salvo! attenzione poi al tentativo della Fortitudo che recupera. Saliamo, Gioele, marca questo. Bravo. Vai.
Oh, Bondi, devi stare lì. Non lo mollare, dai, non lo mollare. Qui intanto altro fallo per Team Calcio. Tre falli, no. Chi batte? Va benito, dai, vai lì. Dobbiamo andare a riempire l'aria, vai dentro, vai lì te. Vai dentro. Ora ci penso io, tempo! Nico, eccola, Nico. Aiello, vai a Nico. La battuta della punizione quando siamo al quarto d'ora, ultimi minuti del primo tempo, la battuta che va verso la porta bloccata senza grossi problemi. Mettila coi piedi, siamo 2 contro 1. Qui prova a ripartire il Team Calcio, una trattenuta e il fischio e la punizione. Punizione Team Calcio. Vedremo se cercherà di andare verso la porta, non è da escludere. In movimento quando fa Rocco. Fischio. La battuta infatti verso la porta, la sorvola però. Sali, Bondi, salvo. Dai, ancora, Bondi. Vai, Fra. Prova ad uscire ma perde palla la Fortitudo, che non è nuova a queste palle perse in fase di impostazioni. Team Calcio che riparte, pallone che però non passa. Allora ancora una volta sono i bagheresi a provare la ripartenza. Attenzione perché c'è spazio per la corsa, ma la palla va fuori. Il gesto di Stizza, il giocatore della Fortitudo intralciato nella sua corsa dai birilli. Un fallo. Dai, oh, Mattia, Gioia! uno dei due, dai. Punizione per il Team Calcio quando siamo a un paio di minuti dalla fine del primo tempo. C'è il fischio, la battuta verso la porta e il gol del 2-0. Del 2-0 del Team Calcio, con l'esultanza e con il raddoppio della squadra in maglia gialla proprio poco prima della fine del primo tempo. E dunque parziale che cambia proprio quando siamo alla chiusura della frazione. Il calcio che raddoppia con questo bellissimo calcio di punizione e basta così per il primo tempo 2-0.
giocare. Devo seguire anche come ieri contro i davanti difesa. Ah no, tu non ti metti. Salvo. Non dire. Tutti qua. Siamo qua senza parlare. Sta per iniziare il secondo tempo di Team Calcio Fortitudo Bagheria, inizia adesso. Dunque, gli ultimi 20 minuti di questa edizione 2023 della Topolino Cup, che dopo la prima metà della finale vede in vantaggio, come vedete, il punteggio in sovraimpressione, la squadra in maglia gialla per 2-0. Bravo Giacomo Lunga. Bravo Giacomino, bravo. Praticamente la stessa dinamica della semifinale vinta contro la Costa Caià del Cam. Un gol in avvio e uno in chiusura di primo tempo è mancato, a differenza della semifinale, il terzo sigillo. Ma staremo a vedere anche quale sarà la reazione. Non ti serve. La reazione della Fortitudo. Di Maria, puntetti. Qui si rialza dopo il fallo subito l'autore. Secondo gol, calcio di punizione che si è insaccato sotto la traversa. La battuta della punizione prova a riconquistare il Team Calcio, che va al tiro fuori. Altre cose avete già visto le premiazioni delle squadre arrivate a giocare la finale terzo quarto posto, con la polisportiva dribbling di Marsala che ha chiuso in quarta posizione e la Costa Caià del Campo che invece ha portato a casa il terzo posto, che sono pur sempre piazzamenti arrivati in una griglia di 12 squadre. Due gironi disputati qui al Santo Canale, il terzo disputato invece al campo sportivo Le Siepi, per quelli che sono stati 2 giorni di grande calcio riservato ai ragazzi della categoria esordienti. Intanto la palla recuperata dalla Fortitudo Bagheria con questa traccia in verticale. La palla però non arriva, allora ripartirà ancora dal fondo il Team Calcio. Battuta lunga, recupera la Fortitudo e cerca di reagire, pallone allontanato, ancora la squadra in maglia rossa che calcia, palla sopra la traversa. Sono trascorsi i primi 3 minuti di questa finale. Si avvicina minuto dopo minuto la conquista del titolo per il Team Calcio, con il tecnico che invita i suoi giocatori ad alzare un po' il baricentro, a non perdere palle, a cercare di non temporeggiare troppo e non far avvicinare troppo i propri avversari alla zona pericolosa, alla zona gol. Intanto c'è un calcio d'angolo però per la Fortitudo, che fiuta la possibilità di dar fastidio, di insidiare gli avversari. Questo angolo, la palla che arriva in aria, allontanata definitivamente, poi altro tentativo, salvataggio, conclusione che si perde fuori di pochissimo. Al quarto minuto arriva la palla gol, vedremo se suonerà il campanello di allarme in casa Team Calcio o se sarà ancora la Fortitudo a cercare di attaccare. Altro fallo laterale in favore della Fortitudo, c'è un piccolo blackout in corso per la squadra in maglia gialla. Colpo di testa e altra rimessa.
Vai là sotto, Matteo. Dai. Cross al centro, lontana la difesa della Team Calcio. Vai, conquista la palla. Poi tentativo di ripartenza, subito rintuzzato dai difensori in maglia rossa che possono anche ribaltare l'azione. Il tiro con il destro, la bella parata del portiere, calcio d'angolo Fortitudo. Sembra quasi un'altra partita rispetto al primo tempo, con il calcio che potrebbe aver alzato i remi in barca troppo presto. Piccolo problema per l'autore del tiro. Tutto ok, allora si può battere il calcio d'angolo. Nuovamente dall'angolo la Fortitudo con la battuta tesa e mezzo, allontanata, e poi prova a ripartire il Team Calcio, chiuso però subito in fallo laterale. Rimessa alla palla che viene recuperata dalla Fortitudo. Ancora i ragazzi in maglia gialla che tornano sulla sfera, cercano di muoverla in avanti, però non arriva il tocco giusto per gli attaccanti. Fortitudo che gestisce, sa che non c'è troppo tempo per giocarla, ma non c'è neanche la frenesia di andare a segnare subito. Intanto occhio al cross non perfetto il portiere, e poi palla messa fuori con la Fortitudo che insiste, tengono il pallone in campo, non vogliono perdere tempo. Occhio alla zona tiro per questa conclusione con il destro che diventa un cross allontanato. Ancora però Fortitudo che attacca, il controllo, però il calcio che recupera e spazza via. Qui ancora serie di trattenute, l'arbitro è tutto buono, allora prova ad attaccare ancora il Team Calcio. C'è un giocatore del Team Calcio a terra, l'arbitro fischia. Dagli la palla ora. Piccolo problema. Matteo, piano. Dai, dagli la palla. Batti qua, dammi, portiere. Vieni qua. Dammi Tobia, che te la faccio tirare, dammi. Vieni qua, battegli dai la palla, tieni. Aspetta, si sta lasciando la scarpa. Alzati, Mattia, alzati! Pallone restituito alla Fortitudo. La palla finisce fuori. Messa Team Calcio. Colpo di testa. Viene fatta rimbalzare la palla. Altro fallo laterale, sì. Per la squadra in maglia gialla. 8 minuti. Sempre 2-0 con il Team Calcio che è riuscito a allentare un po' la morsa degli avversari. Pallone teso in mezzo, allontanato però. Fortitudo che prova ad uscire palla al piede, cerca di non buttarla. Viene rimontato però. Vai Salvo, dai! Ecco, se lui avanti, vieni qua. Minuti e mezzo giocati, quindi 11 e mezzo da giocare. Ah, per noi non si ferma, ho capito. Fallo laterale. Intanto problema uno scarpino per un ragazzo del Team Calcio. Fallo laterale per la Fortitudo. Quasi 10 minuti giocati. Palla giocata in avanti ancora dalla squadra in maglia rossa che cerca di rifarsi sotto. Giocata sulla destra.
della formazione bagherese che poi muove il pallone. C'è però l'intercetto solo per un attimo, il recupero con il team calcio che prova a ripartire, guadagna, no, concede fallo laterale. Salvo, torna! Salvo! Qui occhio alla Fortitudo che prova a ripartire, rimpallo poi anche il Cono che intralcia. Messa per la Fortitudo. Siamo in discesa verso gli ultimi 10 minuti di questa finale. Attenzione alla ripartenza con la conclusione salvata in calcio d'angolo dal portiere, grande intervento e angolo per la Fortitudo. Adesso c'erano anche le mani del portiere su questa eventuale vittoria. Al centro, colpo di testa, doppio colpo di testa da parte dei ragazzi della team calcio che provano a ripartire. E attenzione perché c'è un'autostrada da sfruttare con però la scivolata, il grande intervento qui, c'è il ragazzo della Fortitudo a terra. Battuta in avanti, poi attenzione alla team calcio che prova a recuperare, ma c'è il rinvio dal fondo. Rinvio dal fondo per la Fortitudo. Quasi 13 minuti giocati, quindi poco più di 7 minuti ancora da giocare per le speranze della Fortitudo che poc'anzi ha avuto una grande occasione per dimezzare le distanze. È stato bravo il portiere avversario a opporsi con la sua destra. E ancora Fortitudo che attacca, ma chiude bene la difesa della squadra che è in vantaggio. Ancora però tentativo, serie di rimpalli, pallone che diventa buono per il tiro che si spegne fuori. Questa era una grande chance per la squadra bagherese che però sembra giornata sfortunata, almeno per quanto riguarda la finale. Attenzione però al tentativo del team calcio davanti al portiere, fuori gioco che nega il possibile 3-0. Dunque non è buono il gol. Dai, aiutate. Emilio, vieni, dai, bravo. Intanto la giocata intercettata, colpo di testa e sarà calcio d'angolo. Sì. Angolo, dai, angolo! Scavo, fuori aria! Dall'angolo il team calcio che prova anche a tenere gli avversari lontani dai propri ultimi metri. Qui la smanacciata del portiere, tra l'altro Fortitudo che non è arrivata con un portiere di ruolo, sta ruotando diversi elementi tra i pali.
rimessa Team Calcio, altro colpo di testa e altra palla fuori. Ultimi 5 minuti iniziati. Angolo per il Team Calcio. Palla giocata all'indietro, intercettata, però brutto angolo battuto qui dalla squadra in maglia gialla. È Fortitudo che prova a ripartire, ma solo per un attimo perché c'è la palla recuperata e il fallo. Punizione, ultimi 4 minuti. C'è il fischio, la battuta verso la porta, la palla che non scende in tempo, ma veramente di pochissimo. Bella la punizione. Del resto, sapendo anche dell'assenza di un portiere di ruolo, ci provano i ragazzi del Team Calcio qui con un'altra conclusione da fuori, bloccata. Il rinvio, palla che scavalca tutti, arriva. C'erano gli attaccanti della Fortitudo fermati. Ancora attacco buono però per la formazione bagherese che si porta al cross. Arriva il portiere senza problemi. Scavalcare, poi ancora Team Calcio che attacca con questa palla alzata, occhio allo scontro, poi occhio a questo tentativo con la palla servita in mezzo e il tocco per il 3-0 che chiude i giochi. È il 3-0 per la Team Calcio, l'esultanza davanti ai genitori presenti e la rete del 3-0 che di fatto chiude ogni discorso, visto che mancano poco più di 2 minuti alla fine. E dunque Team Calcio che mette le mani ormai sull'edizione 2023 della Topolino Cup. Naturalmente potrete seguire in diretta anche la premiazione delle 2 finaliste. Avete già avuto modo di seguire quasi a ridosso dell'inizio della finale anche la premiazione per terzo e quarto posto, che per chi si fosse messo in visione in ascolto soltanto da poco ha visto il Costa Caia del Cam avere la meglio, in maniera anche abbastanza rotonda sulla polisportiva dribbling Marsala. Qui intanto c'è un calcio di punizione per la Fortitudo che quantomeno prova a rendere meno pesante il passivo. Mancano circa 1 minuto e mezzo alla fine. Ultimi secondi di resistenza per il Team Calcio. Poi sarà gioia, poi sarà vittoria. Il fischio, la battuta con la palla che esce di pochissimo. Siamo nell'ultimo minuto di gioco. Istanti di questa finale, di questa Topolino Cup, con il tentativo dalla distanza, poi ancora palla messa fuori, rimessa, la palla che esce, sì, rimessa Fortitudo e quantomeno chiude in attacco, chiude con l'onore delle armi la squadra bagherese che ha giocato un ottimo torneo arrivando fino alla finale. Forse passivo troppo pesante il 3-0, frutto più che altro del fatto che la squadra in maglia gialla ha saputo sfruttare meglio le occasioni e qui può partire ancora
in contropiede con la palla proposta al centro, allontanata dalla difesa. Si gioca con la Fortitudo che attacca sul lato destro, palla messa al centro, deviata, si batte l'angolo. Recupero con la palla messa al centro dopo il calcio d'angolo, il controllo sembrava l'avesse toccata con le mani, non è così per l'arbitro. Conclusione con il destro, senza problemi il portiere. Battuta lunga, palla che rimbalza, poi scusate per il problema all'inquadratura. Ci siamo, il calcio che continua ad attaccare, c'è il tiro bloccato in due tempi dal portiere. Occhio qui all'avanzata, serie di scambi, poi chiude ancora la difesa del Team Calcio che blocca anche questa avanzata. Si era andato il primo dei 2 minuti di recupero. Poi c'è un fischio in favore della Fortitudo. La battuta subito lunga. A vuoto tutti, poi un controllo col braccio. Punizione già battuta con la palla che viene tenuta in campo dal portiere. Ultimi secondi. La palla calciata in avanti dal portiere. Alza questo campanile difensore della Fortitudo, poi serie di strattonate. Si gioca anche perché ormai è praticamente finita, hanno il fischietto alla bocca i due arbitri, ma in questo caso per fischiare una punizione. Sono scaduti, minuti di recupero, arbitro. I due arbitri stanno lasciando giocare il tiro, la palla fuori. E adesso sì, che è finita la Topolino Cup, vinta dalla Team Calcio che batte 3-0 la Fortitudo Bagheria. La festa in campo, a breve premiazione, ovviamente restato collegato. Lo Sportisi. Sì, sì.
Forse stava allenando era contento? Sì, c'erano i 2010 che saltavano dietro. Ah, pure ragazzi. L'altro salto, ragazzi. Sì, io questo è ragazzi. Oh, la pallonata ha preso un bambino, ragazzi. Però non è stato fatto. Dami! Perché deve andare a Sant'Ernesto a allenare il Sant'Ernesto. Vabbè, vale, se te non allenato. Deve andare a Sant'Ernesto. Deve andare lì allora. Dami! Dicevi, state bene, perché non c'è Dami! Non c'è! Non toccate, non toccate. Siamo tutti. Non toccate! Ragazzi, vi levate cortesemente. Vi mettete in un angolo. Tutti dietro. Lui era fuori quota. Perdevano lo stesso, meglio perdere sul campo che perdere a tavolino. Noi l'altra volta così abbiamo perso la finale. Se vincevano perdevano a tavolino, perché lui è 2013 non può giocare. Sì, sì, là sta andando. Sta andando, la regiva. Già sta registrando, poi lo faglia. Levatevi ragazzi, levatevi di lato, vi dovete Ragazzi, mettere di lato per piacere, mettiamoci di lato. Forza! Una bella finale. Passiamo ai premi singoli. Viaggio d'Angelo, premio migliore portiere. Mi sono stufato. Si vince e si perde insieme. Io il portiere della Calcio. Facciamo la foto, ragazzi, guardate. Aspetta, Gino! Capocannoniere abbiamo un ex equo. Abbiamo Alaimo e Scavone della Team Calcio. Tony. Giacomo Tedesco. Brava Ciccia! Bravo Rocco, bravo. Se lo porta Fortitudo. No, ad Alaimo no. No, se lo puoi portare. Allora, seconda classificata. Voi? Mi piace! La Fortitudo premia Michele Cintura. Raga, facciamo una fila ordinata, dai raga, una fila ordinata. Ragazzi, voi mettetevi da quella Vi parte per mettete piacere. spostati per favore. Spostatevi dal tavolo! Devono andare loro nel tavolo, vi levate. Ragazzi, un passo indietro, ragazzi. Laura, ci pensi tu per favore? Dietro. Raga, spostatevi, Capri, che non vediamo le prime accese degli altri. Giriamo. Dai. Bravi ragazzi, bravi. Bravo mister! Ok, la coppa, facciamo la foto. Mettete accanto, raga, la foto. Vieni qua! Dai. Dietro il tavolo, tutti dietro il tavolo, Però ragazzi. si vede questa... Bravissimi. Alza la coppa. Bravo. Ok. Bravissimi. Passiamo al primo posto, primo classificato
Mister Santino con la Team Calcio. Antonio! Antonio, ti può passare? Di Maria sicuro. Che Ciccione ha qui. Da quando? Da un anno. A proposito, siete in ritardo. Ecco, si vede che sono più grandi. Facciamo la foto. Tutti che la Alzalo in aria, dai. Alzala. Grazie a tutti. Vieni qua. Vediamo la foto. Tutti insieme, vieni Biagio, vieni. Filippo. Tutti insieme, vieni. Tutti insieme con gli avversari. Dai, vieni. Tutti insieme, che bello. Dietro la videocamera per piacere. Si rimane amici tutti, dai, vieni qua. No. Vieni qua, mettila là. I due capitani vicini, dai, bravi. Bene, Luca. Un applauso a tutti. Perfetto. A posto, bravi, buona Pasqua a